Draghi accetta l'incarico con riserva, ora il dialogo con i partiti. Sono fiducioso, dice il commento di Zaia, figura di alto livello ma serve progettualità, si è perso tempo vitale con il teatrino della maggioranza. L'appoggio di PD e Italia Viva, le perplessità della Lega, il no di Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. La politica veneta conferma la spaccatura nazionale dal mondo imprenditoriale e un coro unanime. L'ex presidente della Banca Centrale Europea ha un forte legame con Padova, dove ha insegnato all'università. I commenti degli ex colleghi docenti, una risorsa per l'Italia. Importanti novità dal punto di vista dei tamponi fai da te. La sperimentazione si è conclusa e i test funzionano. Ora la documentazione a Roma per la validazione. Razziavano i portafogli dei titolari dei negozi nel Vicentino. Padre, madre e 2 figli individuati dai carabinieri, 3 di loro arrestati. Sui colli euganei le fototrappole della forestale immortalano un esemplare femmina di lupo. È la responsabile dell'aggressione di un cagnolino a Baone. Il Parco Colli avverte attenzioni a chi ha animali in giardino. Testimoni del bene in tempo di pandemia. Sono medici e docenti i protagonisti della 46esima edizione del Premio Nazionale della Bontà Sant'Antonio di Padova. La cerimonia domenica 14 in diretta su Rete Veneta. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In attesa di potervi mostrare i dati dell'andamento dei contagi a questa sera, parliamo innanzitutto della svolta che ha comportato l'incarico assegnato e accettato con riserva a Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo, tema che è entrato di prepotenza nel punto stampa oggi del Presidente Zaia. Noi abbiamo perso tempo utile che in un periodo come questo è tempo vitale. Se oggi siamo in queste condizioni lo dobbiamo a una maggioranza che ha trascinato un'agonia e soprattutto ha procrastinato questa agonia facendosi assistere a un teatrino che avremmo voluto, e ve lo dico non perché faccio parte di altra parte politica, perché tutti noi cittadini mi hanno detto ma se non c'è, non c'è, punto, è inutile che andiamo avanti. Così Luca Zaia commenta la crisi di governo, l'incarico accettato con riserva da Mario Draghi, figura istituzionale, dice, di alto livello e riconosciuta in tutto il mondo, ma che si trova di fronte 2 ostacoli. Io penso che sia fondamentale dire che ci sono 2 fasi. La fiducia, che non può prescindere dalla seconda fase, che è quella della progettualità. C'è un tema di progettualità ed un tema di durata di questo governo, poi aggiunge. Poi uno dice bisogna essere responsabili o responsabili, noi siamo sempre responsabili, ma la responsabilità deve essere nell'indole umana, ma non la follia di andare sul crinale di un burrone. E quindi tutto dipende da cosa dirà il dottor Draghi alle forze politiche. Altrimenti l'unica soluzione è andare al voto, perché il popolo resta sovrano. Sulla scelta di Renzi il Presidente non ha dubbi. Penso che sia stata una manovra improvvida, no? L'unica cosa che noi cittadini in questo momento non volevamo erano i casini. Se il punto di caduta era quello di sfasciare tutto, diciamo che gli va dato 10 lode perché ci è riuscito. È che un sacco di problemi sociali. La politica ha tenuto banco questa mattina, ma Zaia ha ricordato che dobbiamo fare i conti con una pandemia che non ha precedenti. Ha riferito sui dati e sulla diminuzione della pressione ospedaliera, soffermandosi sul crollo della curva. Dal 1 gennaio la curva inizia a crollare, ma è inverosimile che l'impatto sulle terapie intensive che crollano il 1 gennaio sia data da una restrizione che è avvenuta 6 giorni prima. Fra l'altro nel Veneto l'indice R/T non prevede al momento un passaggio di zona. Venerdì la nostra regione dovrebbe rimanere nella fascia gialla. Ed un'altra buona notizia arriva sui test fai da te. Completata, e ho visto le carte da Rigoli proprio domenica mattina del tema della validazione del tampone fai da te, adesso le carte verranno finalmente mandate a Roma. Per arrivare a questo risultato è stato effettuato uno studio multicentrico che ha visto il coinvolgimento di Trento, Bolzano, del Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna per testare in più centri questo fai da te. E ora veniamo alle reazioni della politica veneta a Roma, sia Draghi dai Democratici e Italia Viva, no dei 5 Stelle, la partita è interna al centrodestra. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga
unità. Invoco unità Mario Draghi nell'accettare con riserva il mandato conferitogli dal Capo dello Stato, unità che fa rima con responsabilità stando al richiamo del Colle, ma le forze politiche sono divise e continuano la loro estenuante partita a scacchi. Per il momento l'apertura più significativa è quella dei Dem. Io spero che ora ci sia il tempo della responsabilità, come richiesta dal Presidente della Repubblica, di tutte le forze politiche, e che il Presidente Draghi possa dar vita a un governo autorevole. Nessun dubbio sulla figura di Draghi da parte della forza politica che ha aperto la crisi, Italia Viva. Mario Draghi, che è una figura non solo riconosciuta a livello internazionale, ma è una figura fortemente europeista che ci dà soltanto che certezze, garanzie di poter lavorare bene sui progetti importanti che ci aspettano come il recovery. Gelidi 5 Stelle, rimasti orfani di Conte nel tempo di un amen, la linea ufficiale è stata dettata dal reggente Crimi, no a governi istituzionali. Il 5 Stelle ha già dichiarato che non darà la fiducia ad un governo tecnico. Il governo per definizione deve essere un governo politico, deve avere un'investitura pubblica, dobbiamo fare di necessità virtù, non c'è una maggioranza, si va al voto. Ma è chiaro che la carta giocata dal Colle rischia di far saltare l'apparente coesione del centrodestra con una lega sospesa tra ala barricadera e filo draghiana. Leggi Giorgetti, emblematica la reazione a caldo del leghista Roberto Marcato, ospite a Ring. L'ultima parola comunque ce l'avrà Salvini. Questa è una via mediocre. Io non so cosa deciderà il segretario Salvini e lui farà la scelta più giusta. Io resto dell'avviso che comunque bisogna andare al voto. Voto che resta extrema ratio per Forza Italia, mentre è la priorità dei Fratelli d'Italia. Ancora una volta si sceglie un governo tecnico anziché mandare l'Italia al voto. Io trovo tutto assolutamente inconcepibile e quindi credo che la vera parola debba essere quella degli italiani e che si debba andare al voto immediatamente. Fanno quadrato invece attorno a Mario Draghi le categorie economiche. La politica ha fallito, l'emergenza va affrontata subito, dicono ora la politica sia responsabile. Il momento è un momento drammatico, lo confermano i dati dell'Istat, meno 8,8%, un dato senza precedenti. È il momento della responsabilità, della coesione e di essere tutti compatti. La competenza che rappresenta Mario Draghi è sicuramente una garanzia per il Paese in questo grande momento, torno a dire, delicato. Puntano tutto sul cavallo Draghi le categorie economiche venete che sembrano già archiviare il Conte bis senza particolari nostalgie. Basta guardare del resto al deciso rialzo segnato dalla Borsa di Milano con Morgan Stanley che prevede un ritorno del PIL ai livelli pre-Covid nel terzo trimestre del 2022. Questione di competenza ma anche di credibilità. La credibilità per il nostro Paese è tutto, lo è per il Paese, lo è per il nostro territorio, lo è per le nostre aziende. Dopo un anno di pandemia la parola d'ordine nel nord-est è quindi crescita. La strada è giusta perché la figura di Mario Draghi indubbiamente è una figura di primo piano, un uomo che conosce bene la macchina Europa, un uomo che ha a cuore l'economia italiana, visto quanto ha fatto da governatore della BCE. Io mi auguro che la nostra politica comprenda lo stato di gravità. Allineati su Draghi anche gli artigiani, per la CNA per esempio non è il tempo di una campagna elettorale. Non possiamo permetterci di andare alle elezioni, serve un governo stabile, di alto profilo, che porti avanti le politiche legate al Next Generation e faccia subito approvare il decreto ristori. Di fallimento della politica parla espressamente la Confartigianato della Marca. Mi auguro che trovi le forze politiche disponibili, visto che loro hanno fallito dal punto di vista proprio, e credo che questo tempo di 2 anni che manca alla fine della legislatura possa essere utilizzato in maniera molto più puntuale ma anche veloce rispetto al passato. Occhi puntati dunque sull'ex governatore della Banca d'Italia ed ex presidente della Banca Centrale Europea che ha un forte legame con la città di Padova. Ecco cosa dicono di lui alcuni amici padovani dell'università e del mondo dell'imprenditoria. Mario Draghi avrebbe da dire finalmente ce l'abbiamo in casa, nel senso che persona di un'autorevolezza schietta, preparata, rigorosa, analitica, misurata, attenta, affidabile, sarà certamente una risorsa preziosa per il Paese.
A dirlo Francesco Favotto, professore emerito di economia dell'Università di Padova, che conobbe Mario Draghi nel 1976, quando l'ex presidente della BCE venne richiamato dall'MIT di Boston per insegnare macroeconomia all'Ateneo Patavino. Il legame con Padova per Draghi è sempre stato forte. Il padre Carlo è nato qui e anche la moglie Serena ha origini padovane. Il professor Favotto definisce Mario Draghi una risorsa importante per il Paese in una fase così delicata di emergenza sanitaria, economica e sociale. Draghi ha dimostrato la capacità di aggiungere le problematiche economiche a quelle finanziarie. Bene, il fatto di avere qualcuno che è riconosciuto, autorevole e forte anche in quell'ambiente ci è premessa per dire che è un vantaggio competitivo di cui l'Italia potrebbe disporre oggi. La speranza ora è che ci sia il sostegno delle forze di governo, continua Favotto. Draghi preparato, autorevole e soprattutto coraggioso nell'accettare l'incarico che gli ha conferito Mattarella. Così lo descrivono gli amici padovani, in primis l'imprenditore Mario Carraro, che conosce da moltissimi anni Mario Draghi. Penso che sia una scelta molto coraggiosa da parte di Mario Draghi e credo che sarebbe una scelta molto difficile quello di non aiutarlo a costruire. Ha avuto la capacità di governare una situazione dell'economia in Europa in un momento straordinariamente difficile. Attenzione che Draghi ha pratica di governo, perché non è che essere presidente della BCE non costituisce un termine di rapporto complicato e complesso con grandi paesi come la Germania. Lasciamo questa ampia pagina, parliamo ora dell'emergenza sanitaria. A che punto è la campagna vaccinazioni anti-Covid? L'ha illustrato il responsabile dell'unità regionale di prevenzione e sanità pubblica, Michele Mongillo, nel corso del punto stampa quotidiano. Ad oggi alle 12 abbiamo somministrato in totale di dosi numero 190.163, ovviamente indistinte tra Pfizer e Moderna, questo è il numero totale. Il totale di persone vaccinate ad oggi, dove per persone vaccinate intendo le persone che hanno completato l'intero ciclo di vaccinazione previsto, quindi con la prima e la seconda dose, è 76.015. Questi i numeri aggiornati sulla distribuzione dei vaccini in Veneto. I prossimi, secondo previsioni, saranno consegnati fino al 28 febbraio con le seguenti modalità. Dall'8 febbraio al 15 al 22 avremo circa un totale di 52.000 dosi la prima settimana, 50.300 la seconda, per poi salire a 91.380 dosi totali tra Pfizer e Moderna entro febbraio. Quindi, per fare chiarezza, dall'inizio della campagna, che ricordo è cominciata anche a livello simbolico europeo il 27 dicembre, al 28 febbraio, le dosi previste totali di Pfizer saranno 402.360. Dal 1 marzo non si conoscono ancora i numeri. Moderna domani avrà una lieve flessione delle consegne per l'Italia, mentre a metà febbraio, 1 marzo e metà marzo dovrebbe arrivare AstraZeneca con 270.000 dosi. Stiamo completando la famosa prima fase, che dovrebbe essere quasi completata, sono i numeri probabilmente quella dei sanitari della RSA. Oggi e anche domani, adesso avevo notizie con Treviso, quindi USL Trevigiana, USL Polesana, stanno spedendo le lettere alla Corte del 41, quindi inizia già oggi. La Pedemontana domani, insomma, quindi in questi giorni stanno partendo le lettere. Per il 15 si inizia il 15, lunedì 15 febbraio. Se si tratta di vaccinare gli ultraottantenni, andiamo a vedere quanti ce ne sono per regione, distribuiamo i vaccini di conseguenza. È la proposta che il presidente Zaia ha presentato al coordinamento delle regioni sui vaccini, precisando che i target fissati e le priorità siano sanciti dalla comunità scientifica. L'importante, ha concluso, è l'appropriatezza. Se, come leggo, c'è il 14% di vaccini fatti a gente che non ne aveva titolo, è inquietante, riferendosi a quanto accaduto in altre regioni. La cronaca: è stata posta agli arresti domiciliari stamani su ordinanza del GIP di Rovigo Rosangela Del Santo, 57 anni, la donna di Polesella che aveva tentato il suicidio dopo aver ucciso a coltellate il compagno Costantino Biscotto il 26 gennaio scorso. È indagata per omicidio volontario aggravato. Biscotto era stato trovato cadavere nell'ingresso dell'abitazione. Rosangela Del Santo invece era stata trovata nell'automobile in garage, messa in moto e con i gas di scarico che stavano saturando l'ambiente. I coltelli utilizzati
utilizzati per colpire a morte l'uomo sono stati in seguito ritrovati e sequestrati nell'abitazione, ma all'appello sembra manchino i cellulari. In queste ore sono attesi i risultati dell'autopsia sul corpo della vittima. Specializzati nel furto di portafogli nei negozi, famiglia di origine Sinti, professionista del crimine in manette. Specializzati in furti di portafogli nei negozi, famiglia professionista del crimine di origine Sinti nei guai. I carabinieri di Thiene hanno arrestato 3 componenti, mentre altri 4 sono denunciati a piede libero. Il gruppetto tra il 15 settembre e il 2 ottobre dell'anno scorso avrebbe messo a segno 3 colpi tra Thiene e Villaverla. Trasportati in auto dal capofamiglia, partivano da Mestre per attraversare 2 province e mettere a segno i furti. La tecnica, collaudata e ingegnosa, consisteva nel distrarre la titolare del negozio per poi sottrargli il portafoglio e con le carte di credito o bancomat acquistare merci o prelevare denaro. Complessivamente la famiglia avrebbe usufruito di quasi 7.000 euro. Le denunce dettagliate, le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la testimonianza di 15 persone ha consentito ai militari di chiudere il cerchio e fermare la famiglia. Ora parliamo di trasporto pubblico e ritorno a scuola. Il piano per alcuni ha bisogno ancora di essere sistemato. Rimaniamo nel Vicentino. Siamo andati all'uscita di un istituto superiore a sentire proprio i ragazzi. Ore 13:20, la campanella è suonata e i ragazzi, zaini in spalla e incuranti della fitta pioggerellina, escono da scuola. Siamo in via Torino, angolo con via Genova a Vicenza, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. Una fiumana di giovani dell'istituto Fusiniero che a 2 a 2 o in gruppo, tutti con la mascherina, si avviano verso i mezzi pubblici che li riporteranno a casa. Un piano trasporti fase 2, ovvero con il rientro in classe del 1 febbraio, che però sembra non soddisfare tutte le esigenze. Non è cambiato niente, cioè sono sempre pieni come il solito, hanno cambiato solo un po' gli orari, ce ne sono di più ma comunque sono sempre pieni. C'è un po' meno gente, però non cambia più di tanto, saranno 5-6 persone in meno solitamente. Esatto, ma siamo comunque sempre tutti a spiccica. Ne passano, però sono tutti pieni comunque. E quindi a volte lo perdete anche oppure? Sì, a volte sì. Gli orari non sono più come prima e non li hanno cambiati nelle tabelle. Il pullman a volte è anche abbastanza, cioè di mattina è sempre pieno, anche alla fine quando dobbiamo prendere per il ritorno per andare a casa, diciamo non è che cambia tanto comunque. C'è chi invece ha notato qualche cambiamento, la presenza degli steward e l'aumento di qualche corsa. Sono meno pieni di prima del rientro. E comunque sì, ci sono gli steward alle fermate che controllano gli ingressi. In attesa che il piano sia a pieno regime c'è chi preferisce aspettare. Rispetto all'anno scorso hanno aggiunto delle corse, ma se possiamo preferiamo evitare. Fuori in strada le macchine dei genitori che vengono a prendere i figli. Continuiamo a parlare di scuole superiori, ma di iscrizioni. A Padova, prima provincia del Veneto, uno studente su 2 ha scelto la formazione liceale. Respinte da alcune scuole le domande di preiscrizione di più di 200 studenti. A volte di successo si può anche morire, non è sempre un grande vantaggio. Noi con questi dati, con questi ragazzi in più, potremmo quasi raddoppiare il numero delle classi prime. Non è pensabile in questa fase. Da 7 a 12 prime. Sono questi i numeri con cui si trova a fare i conti Alberto Danieri, dirigente scolastico del Duca d'Aosta di Padova. 117 le domande di preiscrizione alle classi prime in esubero, 117 famiglie che vivono ore di angoscia e si trovano ad affrontare il dramma di non avere per ora una scuola superiore per i loro figli. Il nostro successo si scontra con il successo del percorso liceale degli altri licei e quindi noi abbiamo altri licei padovani che sono così in esubero. Faccio un esempio, gli amici del Nievo hanno 91 eccedenze, gli amici delle Ferri hanno una 60. Quindi è chiaro che il percorso liceale in questa fase sta vivendo un boom, forse eccessivo, ma sul quale dobbiamo un po' interrogarci. A Padova, rispetto alle altre province, abbiamo un numero molto più alto percentuale di famiglie, ragazzi che scelgono il percorso liceale. Il 52,4% dei ragazzi di terza media padovani hanno scelto per il prossimo anno un liceo, solo il 9,9% un istituto professionale. Un anno particolare con classi che sono state ridotte di numero causa Covid. Da sempre facevamo classi prime da 30 ragazzi, quest'anno passiamo a 27.
Sono 3 ragazzi meno per ogni classe, sono 21 ragazzi già in meno sulla nostra offerta che mettiamo sul territorio. A questi numeri il Duca d'Aosta, il Liceo delle Scienze Umane, non potrà dare risposta, così licei scientifici come il Nievo, il Fermi. Un problema che dalle scuole passa alla politica. Intanto alle famiglie non resta che mettersi a cercare, tenendo conto di alcune possibilità. Qualche posto libero c'è nei licei linguistici, all'artistico e al liceo musicale. Voltiamo pagina. 2 mesi fa vi abbiamo raccontato la storia della piccola Gioia, un cane di 6 anni catturato e ucciso da un predatore a Baone. In queste ore è arrivata la conferma. Il Corpo Forestale dello Stato ha documentato la presenza di un lupo femmina nella zona sud dei Colli. Abbiamo aperto la porta, il cane è uscito e nella frazione di un secondo l'ho sentito piangere, sono corsa verso di lei chiamandola. E non ho trovato il cane, ma ho trovato solo del sangue. Già a fine novembre vi avevamo raccontato la storia di Gioia, la cagnetta di 6 anni, di Jessica Sattin, che era sparita nel giro di un lampo dal giardino di casa a Baone. Da quel momento sono iniziate le indagini. Questa e altre impronte sono state analizzate dal gruppo Carabinieri Forestali di Padova e dagli esperti della regione, che grazie alle fototrappole hanno documentato la presenza di un lupo nella zona sud dei Colli Euganei. Un esemplare femmina, un animale giovane che si è staccato dal branco e potrebbe avere percorso migliaia di chilometri. Al momento abbiamo la conoscenza della presenza di un solo esemplare, quindi un solo esemplare può essere un animale di dispersione che è uscito da un branco magari limitrofo presente dalla catena alpina piuttosto che da quella appenninica. Da solo il branco non riesce a formarlo. Rassicura la popolazione il comandante del gruppo forestale di Padova. Il lupo non attacca l'uomo, rappresenta però un pericolo in quanto predatore per gli animali domestici come la cagnetta Gioia e per gli allevamenti che vanno sorvegliati soprattutto nelle ore notturne. Il lavoro dei forestali continua. Il nostro compito sarà quello soprattutto di vigilare in quei territori nei quali appunto il lupo ha lasciato le sue tracce. Un rischio sicuramente, ma anche un fattore di arricchimento per la biodiversità nel territorio del Parco Colli. La presenza di un lupo è forse un nuovo elemento di equilibrio naturale per tenere sotto controllo la fauna selvatica, soprattutto i cinghiali. 46esimo Premio Nazionale della Bontà Sant'Antonio di Padova. Il 14 febbraio la cerimonia di premiazione in diretta su Rete Veneta dopo la messa solenne delle 11. Quest'anno i riconoscimenti verranno consegnati a testimoni di bene durante la pandemia. Testimoni del bene in tempo di pandemia. Sono medici e docenti i protagonisti della 46esima edizione del Premio Nazionale della Bontà Sant'Antonio di Padova. La cerimonia conclusiva di premiazione prevista il 22 novembre scorso era stata rinviata a causa della seconda ondata di Covid. L'Arciconfraternita di Sant'Antonio, visto il ritorno del Veneto in zona gialla, ha deciso di fissare la nuova data per domenica 14 febbraio in occasione della seconda festa antoniana più importante, quella della lingua, che ricorda il ritrovamento della famosa reliquia durante una ricognizione delle spoglie del santo nel 1263. La cerimonia si svolgerà al termine della messa solenne delle 11, presieduta dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin, e sarà trasmessa in diretta da Rete Veneta sul canale 18 del digitale terrestre e in streaming sui nostri siti web e pagine social. Porteremo le immagini e le emozioni della giornata all'interno delle vostre case. I riconoscimenti verranno consegnati ai testimoni del bene dai luoghi della pandemia. Si tratta dei medici Maria Teresa Gallea, Paolo Simonato e Luca Sostini, che a febbraio 2020 si sono recati a Vo Zona Rossa per sostituire i medici di medicina generale durante la fase iniziale della pandemia. Don Fabio Stevanazzi, il sacerdote medico che a metà marzo ha dismesso temporaneamente i paramenti per ritornare in prima linea e rispondere all'emergenza Covid-19. Il professor Ferdinando Bonessio, che a Roma ha utilizzato la propria auto per permettere ad un alunno in difficoltà di sostenere l'esame di terza media. Alla cerimonia saranno presenti l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarini e l'assessore alla scuola di Padova Cristina Piva. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani come sempre e poi a seguire l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Arrivederci.
meteo. L'anticiclone staziona sul nostro territorio proteggendolo dall'arrivo di perturbazioni atlantiche. Tempo stabile dunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 4 febbraio. Sul Veneto sarà in genere asciutto, alta pressione però è sinonimo anche di nebbia. Avremo infatti al mattino frequenti riduzioni della visibilità sulle pianure e nelle valli alpine. Spesso saranno anche fitte e persistenti per tutta la giornata. Non si esclude tuttavia al pomeriggio qualche pausa maggiormente soleggiata. Temperature più o meno stazionarie, minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Stessa situazione se ci spostiamo poi sul Friuli Venezia Giulia, nubi basse e foschie, la giornata risulterà in prevalenza grigia con il passare delle ore più sole. Temperature minime fino ai 9 gradi, massime invece fino ai 9-11 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, inizialmente foschie e nebbie anche qui in graduale dissolvimento, spazi di sereno invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime invece fino ai 10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.